Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Arriva l'ok della Camera al decreto infrastrutture. Il provvedimento, composto da 13 articoli, include una serie di misure che spaziano dal ponte sullo Stretto al piano Mattei. Per quanto riguarda il ponte, viene specificato che la realizzazione può avvenire per fasi costruttive progressive. La Regione siciliana ha stanziato 15 milioni di euro per il supporto che il sistema sanitario privato convenzionato offrirà nell'abbattimento delle liste d'attesa. Priorità ai trapianti di midollo osseo e cornea, nonché agli interventi di chirurgia oncologica e altre prestazioni di ricovero. Continua l'emergenza rifiuti a Palermo con numerose strade che si sono trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto. Il presidente della RAP, la società responsabile della raccolta dei rifiuti, starebbe valutando la possibilità di mandare in strada anche alcuni dipendenti amministrativi per aiutare i netturbini. Cerimonia di commemorazione del giudice Rocco Chinnici, ricordato questa mattina a Palermo a 41 anni dalla sua scomparsa, ucciso dalla mafia per mezzo di un'autobomba. All'interno della chiesa di San Michele Arcangelo è stata celebrata una messa alla presenza di molte istituzioni e dei figli Giovanni e Caterina. E chiudiamo con il meteo. Nella giornata di domani la Sicilia sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e assolato in tutta la regione, temperature in linea con i valori degli scorsi giorni. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.